Presentata stamani l'urna con la reliquia di San Gerlando restaurata, questo pomeriggio cerimonia ufficiale in cattedrale. Procedono speditamente i lavori di riqualificazione del posto di ristoro alla Valle dei Templi, diventerà il centro culturale Art Castle. Inaugurata oggi la nuova TAC all'ospedale di Agrigento al reparto di radiologia, acquistata con i fondi del PNRR. Il questore di Agrigento Palumbo chiude un esercizio per l'installazione di apparecchi di gioco illegali. La Guardia Costiera sequestra oltre 100 kg di pesce tracciato illegalmente a Palma di Montechiaro. Querelle tra la Regione Sicilia e il PD sul nome di Silvio Cuffaro, l'onorevole Catanzaro, ruoli rivestiti sono incompatibili, ma secondo l'assessore Messina sono conciliabili. Sopralluogo ieri al Teatro Pirandello da parte del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri Furioso, in vista del convegno che si terrà il prossimo 21 marzo sul gap infrastrutturale nella Sicilia sud-occidentale. Dopo 4 decenni di chiusura, l'assessore Piparo annuncia la riapertura della palestra distrettuale nella zona del campo sportivo. Buongiorno con nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 21 febbraio venerdì, presentata stamani alla stampa l'urna reliquaria di San Gerlando. In anteprima un evento storico per la città e la diocesi, questa sera la presentazione alla città alle ore 18 per la comunità. Noi abbiamo seguito l'evento. Presentata stamani l'urna reliquaria di San Gerlando, in anteprima un evento storico per la città e la diocesi tutta. Questa sera quella ufficiale, con l'intervento del restauro conservativo finalizzato a ridare l'unità potenziale, l'urna è tornata al suo antico splendore. I soggetti promotori sono stati l'Ufficio dei Beni Culturali dell'Arcidiocesi, il Museo Diocesano. Il restauro è stato fatto grazie all'intervento dello studio Architetti Associati Cimino. Un momento storico per la città di Agrigento, una comunità che si riappropria della sua identità grazie al restauro e alla riconfigurazione potenziale dell'urna di San Gerlando che custodisce le reliquie di San Gerlando. Un intervento complesso che ha visto diversi operatori in azione, i restauratori, il progettista la Mimarchi di Antonio Migneni e Sofia Sanfilippo per il legno, la fabbrica il laboratorio artigianale di Antonino Amato di Palermo per la ricostruzione artigianale di tutte le formelle e poi il grazie anche all'architetto Cimino con il suo studio che ha voluto sostenere economicamente l'operazione. C'è chi è magnifico nei pensieri, potrei essere io che volevo restaurare l'urna, c'è chi è munifico che poi è colui che realmente permette la realizzazione delle opere. La città si riacquista del suo segno identitario, forse uno scatto di orgoglio per capire qual è la grandezza della città dal punto di vista della fede e della sua storia, è importante in questo anno del Giubileo e perché no, anche di Agrigento, capitale italiana della cultura. Nasce da una doppia esigenza, da una parte sicuramente la fede, dall'altra l'amore della propria città, ma un'altra esigenza che è stata forte è la stima che ho avuto in questi 10 anni nel vedere l'operato della Curia Arcivescovile di Agrigento, nel suo direttore degli uffici beni ecclesiastici Don Giuseppe Pontillo, perché ho sempre ritenuto essere il vero motore pulsante di questa città e di questa provincia, per tutta una serie di iniziative che voi sapete meglio di me, che la città vede, che la provincia vede e che di tutti dovremmo prenderne esempio. In questo percorso che c'è stato in questi anni, allora mi sono sentito diciamo così col cuore di voler aiutare, dare il mio contributo da semplice cittadino, perché per la prima volta che si parla di un restauro non sono dalla parte del progettista, non sono dalla parte del direttore dei lavori, ma stranamente sono dalla parte di colui che finanzia un'opera che restituisce fatto importante a questa città, che è l'urna di San Gerlando, il patrono della città, e penso che sia una cosa molto bella per la nostra comunità. Sì, il recupero dell'urna reliquiaria è effettivamente un fatto cultuale e culturale di grande importanza. Tra l'altro il ripristino di formelle che ormai avevano fatto perdere la bellezza e lo splendore di quest'urna ci riempie di gioia.
L'intervento è ovviamente un intervento strettamente conservativo e cercherà di dare l'unità potenziale a quest'urna. Ogni azione sicuramente sarà riconoscibile e reversibile secondo quelli che sono i parametri dei restauri. Abbiamo coinvolto professionisti che ci hanno supportato in questo intervento e quindi mi auguro che abbia veramente un bel riscontro anche da parte dei fedeli vedere ricomposta l'urna reliquiario, che effettivamente ci lega anche ad una tradizione barocca molto bella, molto presente nella provincia di Agrigento. Voglio ricordare l'urna di Sant'Angelo, che è molto più antica di questa, e le urnette su scala molto importanti dal punto di vista storico, presenti a Caltabellotta, presenti a Cammarata, quindi dico è una tradizione che fa rete e quindi è importante anche per questo. Le opere rubate sono state riconsegnate alla città, alla chiesa, grazie ai 3 punzoni, ecco un dettaglio importante. Sì, noi ci ritroviamo di fronte a un manufatto barocco che veniva contrassegnato da una tripunzonatura, siamo nel 1639. La tripunzonatura permette, senza lasciare dubbio veramente, di ricomporre quella che è la storia della sua manifattura, quindi rinquadrare quello che è Michele Ricca, Giangola Viviano che si è occupato dei puttini fusi, quindi c'è una ricognizione meticolosa nelle figure che hanno contribuito, nonché anche agli artisti che ne hanno curato anche l'animalinea. Attualmente verrà posta in questa cappella, ma che non è la sua, diciamo. Attualmente noi la conosciamo dentro la cappella, che è storicamente tra le più importanti della cattedrale, ma non è legata alla cappella storica di San Gerlando, infatti questa è la cappella legata alla famiglia Galli. Con l'occasione del restauro la rivedremo almeno per un intero anno nella sua cappella originaria, che era quella pensata da Traina, completa delle sue tarsie marmoree, e quindi faremo anche un salto nel passato e ricomponendola anche dal punto di vista architettonico. Procedono a pieno ritmo gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di quello che diventerà il prossimo centro culturale Altecastolo, nei pressi dell'omonima piazza, in piena passeggiata archeologica. Il servizio con l'intervista al direttore Sciarratta. Procedono a pieno ritmo gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di quello che diventerà il centro culturale Arte Castle, nei pressi dell'omonima piazza, in piena passeggiata archeologica. I locali di proprietà del Parco archeologico della Valle dei Templi sono tornati alla gestione pubblica da alcuni anni e saranno destinati a diventare il primo centro per la realtà aumentata in città. L'obiettivo primario è quello della valorizzazione delle rovine del Tempio di Zeus, oggetto, come noto, degli interventi di musealizzazione di uno dei telamoni. Si punta a realizzare all'interno un'offerta scientifica unica nel suo genere in città, con una visita virtuale di quello che fu il grande dei templi dell'antichità. Per la parte scientifica il parco ha stipulato una convenzione con il Dipartimento Cultura e Società dell'Università degli Studi di Palermo. I locali, una volta completati, ospiteranno però anche un caffè letterario. Sarà inoltre fruibile la grande terrazza che si trova sul tetto dell'edificio, che si affaccia sul Tempio di Ercole. Gli interventi sul futuro centro culturale però non saranno gli unici previsti in quell'area. Sarà infatti oggetto di manutenzione anche il piazzale e sarà creato un varco diretto per accedere all'area dell'altare del Tempio di Zeus. Il progetto, rispetto al quale abbiamo deciso di stanziare energie e risorse, ha dichiarato il direttore del parco Roberto Sciarratta, ha un duplice obiettivo: trasformare quella struttura in uno spazio per preparare il visitatore e consentirgli di approfondire la visita alle rovine del Tempio di Zeus, avendo finalmente piena consapevolezza di come doveva apparire il monumento e creare un caffè letterario, uno spazio dedicato all'arte e alla cultura che sia a disposizione degli agrigentini e dei turisti. Questo associato, afferma il direttore Sciarratta, agli interventi sul piazzale Arte Castle offrirà un'area totalmente nuova alla città e non solo, che renderà la visita della Valle dei Templi ancora più immersiva. I lavori sull'edificio saranno completati nella prossima estate e quelli sul piazzale e sul nuovo varco entro il prossimo autunno. Abbiamo pensato di indirizzare
risorse per fare diventare il fabbricato ex posto di ristoro un centro culturale, e lo abbiamo fatto da due punti di vista differenti. Il primo cercando di ridare maggiore conoscenza di quell'area del santuario, il cui innalzamento del telamone è stato il primo passo, ma il secondo sarà che all'interno del fabbricato chiamato Centro Culturale Art di Castel ci sarà la realtà aumentata di quell'area. Con una convenzione fatta con l'Università di Palermo si avrà la possibilità di conoscere in anteprima quella che poi sarà una visita attraverso la piazza Art di Castel, che sarà collegata con l'altare di Zeus, e quindi immediatamente nell'area del santuario. In aggiunta abbiamo realizzato anche un piccolo punto di ristoro che sarà disponibile per attività di tipo caffè letterario, di incontri che riguardano il mondo dell'arte e della cultura, che sarà possibile realizzare da quest'estate in poi nella piazza e nella terrazza del fabbricato, che abbiamo reso visitabile e quindi pronta ad accogliere ospiti che potranno da lì non solo dissertare sull'arte e su altro, ma avere una visione del Tempio di Ercole e dell'area di Zeus impareggiabile. Inaugurata stamani la nuova TAC a 160 strati al reparto di radiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ma non solo, anche un apparecchio radiologico digitale diretto per i pazienti del pronto soccorso, un apparecchio portatile per eseguire direttamente gli esami al paziente ricoverato e un ecografo acquistati con i fondi del PNRR, il servizio. Inaugurata stamani la nuova TAC a 160 strati al reparto di radiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ma non solo, anche un apparecchio radiologico digitale diretto per i pazienti di pronto soccorso, uno portatile per eseguire direttamente gli esami al paziente ricoverato e un ecografo acquistati con i fondi del PNRR. Beh, sì, stiamo rimodernando tutto il parco tecnologico, ma non solo ad Agrigento. Oggi stiamo inaugurando la TAC a 160 strati, le apparecchiature digitali di radiologia in pronto soccorso, che permetteranno di velocizzare anche la possibilità di effettuare gli esami, e un'apparecchiatura ecografica che serve sia per il pronto soccorso sia per i pazienti esterni. Tutto questo è frutto dei finanziamenti del PNRR, la TAC, e quindi questa l'abbiamo già installata entro il 31 di dicembre, oggi la stiamo inaugurando, ma già era funzionante al 31 di dicembre, e invece le altre tecnologie sono state finanziate con il DL 34, cioè con i finanziamenti per il Covid, per intenderci. Tutto questo lo stiamo facendo oggi ad Agrigento, ma il 7 lo inaugureremo TAC e risonanza a Sciacca, oltre che il nuovo pronto soccorso di Sciacca. Non solo, ma abbiamo presentato in Regione dei progetti per poter ammodernare tutte le tecnologie in tutti e 5 presidi ospedalieri e nelle case della comunità, perché non dobbiamo dimenticare che dal prossimo anno saranno attive 19 case della comunità. Quindi case della comunità dove il cittadino potrà trovare non soltanto il medico di base, ma potrà trovare anche tutti gli specialisti e quindi anche tutte le attività diagnostiche. Assolutamente, oggi siamo qui ad inaugurare ben 4 apparecchiature, una TAC di ultima generazione acquistata con dei fondi PNRR e altre 3 apparecchiature che vanno a completare tutta la radiologia di pronto soccorso, che sono un apparecchio radiologico digitale diretto per eseguire quindi radiografie proprio dedicate ai pazienti di pronto soccorso, un apparecchio portatile che può girare all'interno dell'ospedale, quindi anche direttamente permette di eseguire esami al letto del paziente, e un ecografo. Attualmente questa è la radiologia di pronto soccorso, era presente solo una TAC. Queste ultime apparecchiature che ho elencato sicuramente vanno a completare tutta quella che è la diagnostica principale che riguarda il pronto soccorso, e quindi permetterà di eseguire direttamente gli esami radiografici dei pazienti che accedono in pronto soccorso direttamente nell'area di emergenza, evitando spostamenti lungo i corridoi.
E si è svolto ieri ad Agrigento il 4° congresso della CISL Funzione Pubblica delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, quest'anno intitolato Insieme diamo voce al futuro per le persone con coraggio e responsabilità, riconfermato l'uscente segretario Salvatore Parello. Si è svolto ieri ad Agrigento il 4° congresso della CISL Funzione Pubblica delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, quest'anno intitolato Insieme diamo voce al futuro per le persone con coraggio e responsabilità. Presenti tra gli altri, oltre a delegati e numerosi amministratori, dirigenti e manager delle aziende sanitarie provinciali di Agrigento e Enna, la segreteria generale della CISL di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Carmela Petralia, il segretario regionale della CISL Funzione Pubblica Marco Corrao, il segretario generale della CISL Funzione Pubblica Sicilia Daniele Passanisi, cui sono state affidate le conclusioni dell'iniziativa. Le votazioni hanno portato al rinnovo del Consiglio generale, alla riconferma del segretario generale uscente Salvatore Parello e del componente della segreteria Maurizio Sturno, cui si aggiunge Giussi Dell'Utri, segretario territoriale di Caltanissetta. Grande soddisfazione ha espresso Parello anche per la riconferma da parte della segreteria uscente. Abbiamo riconfermato in buona parte della segreteria, oltre a me, confermato come segretario generale, comporranno la segreteria Maurizio Sturno del territorio di Enna e Giussi Dell'Utri del territorio di Caltanissetta, provenienti dal comparto della sanità pubblica e privata. Sono stati 4 anni impegnativi, ci siamo tolti davvero tante belle soddisfazioni, siamo cresciuti dal 2019 ad oggi tantissimo, il 17% di più di dato associativo, circa meno di 3.000, quasi 3.500 iscritti in meno di 4 anni e ciò è stato possibile solo grazie al continuo costante lavoro di presidio del territorio, di risposta ai bisogni dei cittadini, di proattività di tutti i dirigenti e quadri di questa organizzazione sindacale che hanno potuto vivere insieme ai lavoratori e risolvere le questioni che man mano si sono venute a creare in ogni singolo comparto. Ora abbiamo dinanzi a noi la sfida del rinnovo dell'RSU, siamo abbastanza carichi, abbiamo chiari gli obiettivi, siamo sicuri che con questa squadra faremo un ottimo risultato. Oggi abbiamo celebrato un bel congresso, un congresso in cui appunto si sono rimarcati i valori democratici della nostra organizzazione sindacale, abbiamo fatto il punto di quello che è stato lo straordinario lavoro fatto fino ad oggi per quanto riguarda appunto la Federazione della Funzione Pubblica, che è presente in modo capillare su tutti i 3 territori e in tutti i luoghi di lavoro. Una riconferma importante per il segretario generale Totò Parello, perché dà appunto la conferma del lavoro svolto in questi anni. Siamo certi che continueremo nella sinergia e nella collaborazione con cui abbiamo lavorato in questi anni, perché la Federazione della Funzione Pubblica è un punto di riferimento importante per il territorio e anche all'interno della CISL Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Sì, la CISL Funzione Pubblica Sicilia è stata presente al 2° appuntamento della fase congressuale qui ad Agrigento, Caltanissetta ed Enna, un congresso molto partecipato che ha dimostrato una coesione forte del gruppo dirigente. I congressi di solito sono un momento di rigenerazione e anche questo territorio si è rigenerato con i suoi delegati e con il suo gruppo dirigente per affrontare le sfide future che ci dovranno vedere protagonisti già dal 2025. Tanti sono i risultati che abbiamo ottenuto non solo in questa terra ma in tutta la Sicilia. Una su tutte è la stabilizzazione dei precari storici avvenuta entro il 31/12 del 2024. Abbiamo tanta carne al fuoco da affrontare, una su tutte è sicuramente l'altra stabilizzazione, quella degli ASU, ma possiamo parlare delle problematiche degli enti locali, dei comuni quindi, della sanità con la rete ospedaliera che dovrà, come dire, ridisegnare l'assetto della sanità siciliana per poter garantire servizi di qualità ai cittadini. Noi come CISL Funzione Pubblica vogliamo essere presenti, vogliamo partecipare così come nel nostro stile attraverso la contrattazione, la presenza continua nei luoghi di lavoro e vogliamo farlo da attori protagonisti e non da semplici spettatori.
Ordine e sicurezza pubblica, il questore di Agrigento Palumbo chiude un pubblico esercizio a San Giovanni Gemini per apparecchi di gioco installati illegalmente. Il nostro servizio. Il questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha adottato un provvedimento di sospensione per 30 giorni dall'attività di distribuzione e gestione anche in diretta di apparecchi e congegni automatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, effettuata da un esercente con deposito nel comune di San Giovanni Gemini. Il provvedimento, notificato oggi, scaturisce da una mirata attività di controllo effettuata dall'Arma dei Carabinieri della compagnia di Cammarata congiuntamente al personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha interessato alcuni esercizi pubblici nel territorio di Cammarata e San Giovanni. All'interno degli apparecchi da gioco installati nei locali controllati sono state rinvenute delle schede di gioco clonati, nonché dispositivi che venivano utilizzati per interrompere il flusso dei dati contabili e del registro degli eventi verso il concessionario di rete dello Stato, facendo in modo che il proprietario degli apparecchi ne avesse un ingiusto profitto. Il provvedimento è stato emesso in virtù della titolarità da parte del questore Palumbo del potere di sospendere e revocare la licenza di un pubblico esercizio in caso di abuso da parte del titolare stesso, con lo scopo di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini. E nella giornata di ieri i militari della Guardia Costiera di Licata, insieme alla Polizia di Stato di Palma di Montechiaro, hanno sottoposto a sottosequestro circa 107 kg di prodotti ittici privi di tracciabilità. Il nostro servizio. I militari della Guardia Costiera di Licata, insieme alla Polizia di Stato di Palma di Montechiaro, hanno sottoposto a sequestro circa 100 kg di prodotti ittici privi di tracciabilità. Nel caso specifico, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palma di Montechiaro ha fermato un furgone lungo la strada statale 115, a bordo del quale ha eseguito un'ispezione congiunta con il personale della Guardia Costiera licatese, riscontrando la presenza di 107 kg di prodotti ittici non conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti sulla filiera della pesca, in particolare le seppie. Tutto il prodotto ittico sequestrato a seguito dell'ispezione da parte del veterinario dell'ASP di Agrigento, in considerazione della sua non idoneità al consumo umano, è stato conferito a una ditta specializzata per lo smaltimento. Conseguentemente il personale militare intervenuto ha provveduto a elevare nei confronti del trasgressore la prevista sanzione amministrativa di 1.500 euro per il prodotto non tracciato e il conseguente sequestro del prodotto ittico detenuto irregolarmente. Massima infatti l'attenzione posta dalla Guardia Costiera in termini di trasparenza nella filiera commerciale affinché i prodotti ittici siano correttamente tracciati lungo l'intera catena di approvvigionamento dal momento della pesca alla distribuzione del mercato. L'attività compiuta testimonia il costante impegno e la sinergia tra la Guardia Costiera e la Polizia di Stato nell'obiettivo comune di contrastare le irregolarità del settore ittico a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, garantendo nel contempo una filiera ittica virtuosa caratterizzata da prodotti ittici certificati e sicuri. E secondo il Partito Democratico, il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, non può esercitare contemporaneamente il ruolo di primo cittadino e quello di dirigente generale della regione. L'approfondimento. Secondo il PD, il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, non può esercitare contemporaneamente il ruolo di primo cittadino e il dirigente generale della regione. Abbiamo aspettato 11 mesi per sentire che l'assessorato si dichiara incompetente ed intanto il sindaco di Raffadali è stato riconfermato dirigente generale del Dipartimento Finanze. È Michele Catanzaro, capogruppo del PD all'Ars, ad accendere i riflettori su una questione già sollevata con un'interrogazione parlamentare. La trasparenza e l'imparzialità delle decisioni amministrative sono elementi fondamentali per garantire il buon governo e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, aggiunge Catanzaro. E la presenza simultanea in due funzioni di grande responsabilità solleva da tempo interrogativi sulla corretta applicazione delle norme e sul potenziale conflitto di interessi che potrebbe derivarne. Un interrogativo, continua, che pare non aver sfiorato minimamente il presidente Schifani, che ha provveduto, pochi giorni fa, a riconfermare l'incarico del dirigente, evidentemente in assenza delle opportune verifiche. È indispensabile, conclude il parlamentare PD,
Fare chiarezza sulle cause di incompatibilità della posizione del direttore del Dipartimento Finanze, valutando eventuali azioni necessarie per assicurare il rispetto delle normative vigenti. Nessuna incompatibilità tra il ruolo di sindaco di un piccolo comune e l'incarico di un dirigente generale della regione siciliana. A sciogliere i dubbi sulla posizione di Silvio Cuffaro, riconfermato alla guida del Dipartimento Finanze, è un parere dell'Ufficio legislativo e legale della regione risalente allo scorso aprile 2024. Come uscire dal gap infrastrutturale nella parte della Sicilia sud-occidentale? Questo il tema di un convegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Agrigento che si svolgerà al Teatro Pirandello il prossimo 21 marzo. Ieri il sopralluogo da parte del presidente dell'Ordine, Achille Furioso. Noi lo abbiamo intervistato. Presidente, siamo qui al Teatro Pirandello per un sopralluogo che lei sta facendo per l'organizzazione del futuro convegno internazionale che terrete proprio qui a Agrigento in occasione di Agrigento 2025. Ecco, so che i lavori sono in corso, se ci può aggiornare e anticipare qualcosina. Sì, allora vi posso dire che il 21 marzo alle 15 al Teatro Pirandello il mondo dell'ingegneria e non solo, tutto della cultura sarà interessato da un evento storico, perché avremo tutti i principali enti che si occupano di mobilità a livello regionale e nazionale a discutere di come possiamo uscire dal gap infrastrutturale, questa parte sud-occidentale Sicilia che si collegherà con il resto d'Europa, quindi come arriveremo per esempio costruendo il ponte di Messina e agli altri punti di snodo verso il resto d'Europa. Non vi anticipo altro, vi dico solamente che siamo in fase di conclusione della verifica del video che verrà premiato il 21 marzo nel bando di concorso di idee che abbiamo lanciato a livello nazionale, chiedendo a tutti gli studenti d'Italia di immaginarsi di costruire un video grazie all'intelligenza artificiale, facendo rivivere Pirandello, Sciascia, Camilleri, che discutono di come nel 2045 la nostra provincia, questa parte dell'isola, sarà collegata col resto d'Europa. Quindi ne vedremo delle belle. Il 21 marzo segniamo la data perché tutta la città è interessata a venire a questo. Ecco perché avete pensato ad Agrigento, capitale della cultura, ma diciamo che messaggio si vuole lanciare con la vostra iniziativa? Il messaggio è che ovviamente le infrastrutture sono al centro anche dello sviluppo culturale della nostra terra, questa è una cosa fondamentale, e che se solo facendo squadre, mettendo insieme tutte le intelligenze del territorio, questa nostra provincia potrà svilupparsi sia dal punto di vista turistico che commerciale. Ma ci vogliono anche i fondi, Presidente? I fondi sono sicuramente importantissimi, ma ci vogliono anche le idee e gli uomini che acquisiscono consapevolezza per portare avanti l'idea importante al di là di tutti i proclami e quant'altro. E sulla diga Trinità a Castelvetrano sentiamo le diverse posizioni politiche sullo stato dell'arte, i colleghi di Trapani. È davvero incredibile che i parlamentari non siano tenuti al corrente, con l'allarme che c'è, di quello che sta succedendo alla diga Trinità. Già il 29 gennaio, durante l'ultima seduta della Commissione Terza, proprio richiesta sulla diga Trinità, il governo aveva chiesto ulteriori 15 giorni nell'attesa di nominare un nuovo consulente, ma da allora nulla si è mosso. Il Parlamento è tenuto come sempre all'oscuro di tutto. Apprendiamo dai giornali che c'è stato un sopralluogo con cui questo nuovo consulente sta cercando di ipotizzare la possibilità di invasare una maggiore quantità d'acqua fino al livello di 61 metri. Sappiamo già che quello è un livello insufficiente a garantire una serena campagna irrigua ai nostri agricoltori. A questo punto chiediamo che la Commissione venga convocata con urgenza, l'abbiamo già chiesto e lo chiediamo nuovamente affinché il Governo venga a riferire in Parlamento quello che sta succedendo e quali misure sta mettendo in campo avverso il provvedimento del Ministero che mette fuori esercizio la diga Trinità. E sull'argomento diga Trinità, batte Ciminnisi, risponde Turano, che a mezzo stampa manda a dire al deputato trapanese in quota PD Dario Safina che Schifani e Salvini sono impegnati per una soluzione concreta, basta polemiche sterili. Il presidente della regione Renato Schifani insieme al ministro Matteo Salvini, continua l'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale, nonché deputato regionale della provincia di Trapani,
Trapani si è fatto carico con determinazione della vicenda della diga Trinità, lavorando a soluzioni concrete per sostenere gli agricoltori e il territorio. L'assessore chiude classificando le affermazioni di Safina come pretestuose e lontane dalla realtà. Linea alla regia per la pubblicità. Andiamo ora a Messina con uno sciopero di 48 ore per il personale della Caronte Tourist per le isole minori. Da Messina i colleghi. Il personale di Caronte Tourist Isole Minori si prepara a scendere nuovamente in sciopero con una mobilitazione di 48 ore che si terrà dalle 5 del 18 marzo alle 4:59 del 20 marzo 2025. La protesta è stata indetta dalle segreterie regionali della FILT CGL, FIT CISL e Will Trasporti ed è una risposta alla decisione unilaterale dell'azienda di congelare gli accordi precedentemente sottoscritti in merito alla turnistica, alle modalità di imbarco, all'uso e alla riduzione degli equipaggi, alla stabilizzazione del personale e al pagamento degli stipendi. Questo sciopero si inserisce in un contesto di crescente tensione dopo la mobilitazione di 24 ore del 31 gennaio scorso, durante la quale i sindacati avevano denunciato la decisione dell'azienda di imporre una turnazione irregolare che ha costretto i lavoratori a svolgere mansioni non previste dal loro inquadramento professionale. Secondo i sindacati, tali scelte rischiano di compromettere non solo la sicurezza dei lavoratori ma anche quella dei passeggeri. Nonostante un incontro ministeriale il 6 febbraio 2025, durante il quale è stato avviato un tavolo tecnico per discutere delle problematiche relative ai collegamenti marittimi con le isole minori e per verificare la sostenibilità economica della Convenzione nazionale, i problemi che hanno portato al primo sciopero non sono stati risolti. I sindacati denunciano che Caronte Tourist ha continuato a imporre turni di lavoro e compiti che non rispettano gli accordi. Con l'aumento della conflittualità, questa seconda azione di sciopero si propone di fare pressione sull'azienda affinché vengano affrontate le problematiche ancora irrisolte e vengano ripristinate le condizioni lavorative stabilite dai precedenti accordi. E il rettore dell'Università di Palermo interviene oggi sul futuro delle università italiane, studiare in città medio-grandi. Sentiamo lo stesso Midiri intervistato dai colleghi di Trapani. Questi 2 nuovi corsi di laurea sono stati chiesti dal territorio, avete fatto un monitoraggio, perché non si avvia così un qualcosa per andare un salto nel vuoto? È stata una precisa richiesta del territorio che vuole investire sulle professioni sanitarie, quindi noi abbiamo fatto un'operazione mirata per cercare di trovare risposte anche da parte del direttore dell'ASP, perché siamo sicuri che questi nuovi mestieri sono molto richiesti, molto importanti anche per una sanità di livello. Una provincia che, viva Dio, ha una sede, un polo universitario, una provincia baciata dalla fortuna di questi tempi, guardando altre realtà italiane. Trapani oggi gode di un momento veramente particolare in cui noi con l'Università di Palermo stiamo credendo. Abbiamo ritenuto in questi 3 anni di mandato di popolare il polo universitario di un'offerta formativa importante che è stata apprezzata dalla popolazione trapanese. Più 1000 ragazzi sono un numero evidente di un segnale di grande attenzione ed è una continua evoluzione, perché noi su Trapani crediamo che si possa continuare a investire. La sede è straordinariamente adatta per la creazione di un polo universitario a misura di ragazzo, a misura di studente. Tutte queste operazioni si fanno quando il comune di Trapani e il comune di Erice sono stati sicuramente vicini, creano quell'interland attorno di strumenti, servizi, accessori che rendono quindi questa esperienza universitaria del ragazzo, speriamo non solo trapanese, assolutamente attrattiva. Siamo confidenti che questo percorso possa ulteriormente svilupparsi e incontriamo gli stakeholder locali proprio perché questa comunicazione deve essere veicolata da chi poi deve far passare questo messaggio anche in chiave mediatica, e quindi speriamo che i numeri continuino ad aumentare e rendiamo quindi la popolazione studentesca di Trapani sempre più numerosa. Una realtà piccola, ci si studia quasi come se fosse un ambiente familiare. Esatto, oggi il mondo universitario è sempre più a misura di studente. La realtà come Pisa, dove la Normale e la Scuola Sant'Anna sono molto apprezzate anche per l'aspetto residenziale, possono secondo me essere ripetute anche in una città che ha un clima straordinario, una viabilità assolutamente accettabile e quindi ha tutte le condizioni per proporsi come città residenziale. Ascolto parecchi coetanei miei, i figli, quasi l'annacata, mio figlio studia a Pisa, mio figlio studia al Politecnico di Milano, mio figlio studia alla Bocconi.
Ma perché non c'è l'orgoglio di dire mio figlio studia a Trapani, mio figlio studia a Palermo? Cosa abbiamo di meno che siamo esterofili? Non è soltanto un problema di orgoglio, famiglie oggi si indebitano per immaginare un futuro certo ai figli. Quindi quello che noi dobbiamo fare tutti insieme è proporre le offerte formative con accanto il lavoro che è dietro l'offerta formativa. Questo rende fattibile un futuro che non per forza si deve creare fuori, con la logica anche di non creare quella fuga di cervelli che di fatto distrugge anche l'economia locale, perché noi impieghiamo circa 180-200 mila euro per portare un ragazzino dall'asilo all'università. Per fare che cosa? Investire tutto questo capitale fuori, perché poi il ragazzo non torna più, perché poi fa famiglia, crea un nucleo familiare fuori. Tutto questo significa un'economia non restituita. Se questo non viene percepito dalle famiglie come immagine di sistema, noi rischieremo di avere tra 20 anni una Sicilia per vecchi, e questo è un messaggio brutto ma che va affrontato. Quindi anche questi tentativi che tutte le università siciliane stanno facendo è quello di tenere a casa i propri ragazzi e soprattutto convincere le famiglie e i genitori che bisogna fare assieme un ragionamento complessivo di convincimento. Il ragazzo che sta fuori spesso non sta bene, vivere a Milano, se tu non sei particolarmente agiato, ti porta a essere un nuovo povero. Un affitto costa 1.000 euro al mese, se va bene, per stare in 10 metri quadri. Passare un'esperienza universitaria piacevole, con un'economia che poi si sviluppa in loco e con professionalità che poi lavorano in loco, capite bene che crea un'inversione di tendenza fondamentale su cui noi dobbiamo lavorare. Protezione delle tartarughe marine, avviato il progetto Life Oasis con il coinvolgimento della Filicudi Wildlife Conservation. Ce ne parlano i colleghi di Messina. È partito il progetto Life Oasis, un'iniziativa europea che mira a proteggere la biodiversità marina nel Mediterraneo, con un focus speciale sulle tartarughe marine caretta caretta. Il progetto, che durerà 5 anni, punta a ridurre gli impatti della pesca e dell'inquinamento da rifiuti marini, in particolare il fenomeno della pesca fantasma causato da attrezzi da pesca abbandonati. Filicudi Wildlife Conservation, partner del progetto, contribuirà a sviluppare soluzioni innovative con i dispositivi AFAD, Anchored Fish Aggregating Devices, che monitoreranno l'ecosistema marino e raccoglieranno dati cruciali sulla presenza di specie protette. Il progetto prevede anche la mappatura degli attrezzi da pesca abbandonati nelle acque mediterranee. Uno degli obiettivi chiavi di Life Oasis è lo sviluppo e l'installazione di dispositivi tecnologici avanzati. Questi dispositivi, ancorati al fondale marino, non solo faciliteranno la pesca sostenibile, ma saranno anche dotati di sensori avanzati per monitorare la biodiversità nelle zone di pesca e raccogliere dati vitali sulla presenza di specie protette come la tartaruga marina. Inoltre, il progetto prevede la mappatura degli attrezzi da pesca abbandonati o smarriti in diverse aree marine del Mediterraneo. L'obiettivo di Life Oasis è contribuire alla protezione delle tartarughe marine e alla conservazione della biodiversità marina del Mediterraneo, promuovendo al contempo una pesca sostenibile che rispetti le normative ambientali e contribuisca alla salute degli ecosistemi marini. Per le notizie sportive, dopo 4 decenni di chiusura, la palestra distrettuale di Agrigento sta finalmente per aprire le porte ai giovani della nostra città e della provincia. Un traguardo che abbiamo raggiunto con lavoro, impegno e regole chiare attraverso una regolare gara di aggiudicazione nel pieno rispetto della trasparenza e della legalità. È quanto comunicato dall'assessore al ramo di Agrigento Gerlando Piparo. Chiarimenti doverosi, continua Piparo, da assessore allo sport. Dall'aprile del 2023 non ho mai avuto nulla a che fare con i contratti stipulati in passato per le altre strutture. I vecchi accordi furono siglati anni fa da chi allora aveva responsabilità amministrative, quando io non ero nemmeno in politica. Oggi, con regole nuove e chiare, abbiamo dato finalmente un futuro a questa palestra. Piparo continua, una struttura pronta per lo sport. Dopo tanti anni di abbandono, la palestra è stata adeguata, attrezzata e completata con reti, porte, sedioline e tutto il necessario per le pratiche sportive, gli impianti rinnovati, sicurezza garantita per tutti gli atleti, accessibile ai giovani di Agrigento e della provincia. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 per digitale terrestre, per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20, con replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre possono essere visionati sul canale YouTube di Televideo Agrigento.
E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.